Zelkor presenta l'autoritratto di Adephilus Shade, letto da Audiolibri Lorenzo Pieri. Se ne sconsiglia l'ascolto a un pubblico minorenne o impressionabile. Key West, 2 marzo 1914. Carissimo Bill, sono qui a godermi il tepore della sera e non so davvero descrivere né quel che vedo né quel che provo dentro di me. Per la prima volta dopo neanch'io so da quanto, sembra che i miei polmoni non siano più soffietti di carta bucherellati. Sarà davvero l'aria salubre che soffia dal Golfo del Messico, oppure saranno le tinte del tramonto ad avere poteri risanatori? Chissà se esiste un nome per i colori che mutano gradualmente davanti a me, infiammando il cielo e l'oceano in 1.000.000 di sfumature e scintille. Prendo ampi respiri e a ogni boccata è come se un po' di vita mi tornasse dentro, un po' della giovinezza che ho sparso per il mondo in tutti questi anni di sconsideratezze, delle quali sto pagando lo scotto. Sono anziano, ma la cosa non mi appare più amara e spaventosa come invece mi sembrava solo pochi giorni fa, quando ancora mi trovavo a New York e ogni tramonto poteva essere l'ultimo. Chissà se riconosceresti il tuo vecchio amico se lo vedessi adesso, in camicia lisa e consunti pantaloni, i piedi nudi e la barba incolta come un naufrago, a pensare alla morte con il sorriso sulle labbra e il cuore vuoto di paura. Da qualche parte Abe e Josephine stanno cantando uno dei loro inni imparati in chiesa. Persino le loro voci stonate e starnazzanti mi appaiono limpide e melodiose come il cinguettio dell'usignolo. Sono vecchi e acciaccati come me, ormai più simili a fratelli che a domestici. Sono al mio servizio da... chi se lo ricorda? E soprattutto, che importanza ha? Li ascolto cantare e intanto, avvolto dall'ombra dell'ampia veranda, getto il mio sguardo oltre il giardino piacevolmente selvaggio, attraverso il pizzo di piante e fiori il cui nome non conosco ma che voglio imparare. Oltre a tutto questo osservo la sagoma di Jim che si staglia contro l'oro abbagliante del tramonto, incredibilmente scura e nitida. Lo guardo e piango di gioia e di rimorso. Gioia per averlo qui con me e rimorso per lo stesso motivo. Quando ho deciso di trasferirmi, cedendo finalmente alle pressioni tue e di quello scorbutico del dottor Bright, ho cercato di dissuaderlo dal seguirmi, ma a quanto pare non sono il solo della famiglia ad avere la testa foderata di legno. Non fraintendermi, sono lieto che ci sia, la sua presenza mi dà un sollievo indescrivibile. Eppure una parte di me lo vorrebbe altrove, con altri ragazzi della sua età, non in quest'isola selvatica, a prendersi cura di un padre che con ogni probabilità non arriverà a festeggiare il prossimo Natale. Vuole fare il giornalista, ci crederesti? Una vita passata ad inseguire e riportare le vite altrui, come ho fatto io, alla strenua collezione di esistenze, sempre pensando che la prossima sarà più importante di quella precedente. Solo adesso ho realizzato che nessuna vita è veramente importante. Siamo tutti uguali, nasciamo, moriamo, e fra queste due parentesi ci arrabattiamo nel tentativo di cercare un senso per noi stessi, qualcosa che giustifichi la nostra presenza nel mondo, e quasi sempre non ci riusciamo. Lo guardo camminare laddove l'onda sposa la spiaggia. È bello e forte. Somiglia molto a sua madre. Chissà a quante donne spezzerà il cuore. Spero non diventi un bastardo come me. Non troppo, almeno. Ti allegherò qualche sua foto, sempre che riesca a convincerlo a posare per me. Diventa incredibilmente timido di fronte a un obiettivo. E ti manderò anche qualche scatto della casa, naturalmente. Per ora posso dirti che mi piace, eppure questa è una novità. Come sai, sono sempre stato un gatto randagio, senza mai far caso se il tetto che mi riparava dalla pioggia di volta in volta fosse quello di un rudere o di una reggia, ma ammetto che Relics House ha fatto breccia nella mia indifferenza architettonica. Ha uno stile pesantemente coloniale, come chiunque si aspetterebbe da una dimora del 1880, con ampi portici che la circondano, bei caminetti neoclassici,
foderata di legno al punto da dare l'impressione di trovarsi all'interno di un vascello, illusione accresciuta dal suono delle onde che riecheggia per le stanze e lungo i corridoi, nonché dall'odore salmastro. Pur trovandosi in una posizione tanto privilegiata, disponendo di un numero di stanze superiori alle nostre necessità, il prezzo è stato irrisorio. Ho persino subodorato un qualche raggiro, ma dopo le ispezioni è risultata perfettamente abitabile e confortevole. La mia bella casa vascello, che mi condurrà all'ultimo porto. 6 marzo. Carissimo Bill, ci stiamo gradualmente acclimatando al nuovo ambiente, ai suoi odori, ai suoi segreti. Ho sempre pensato che ogni casa abbia verità non dette, che riferisce solo a chi vuole lei, e questa non fa eccezione. Anzi, sono persuaso che alcuni di questi misteri si stiano rivelando, ma forse è solo una mia falsa speranza, un elemento atipico che renda Relics House un luogo mistico. Vedi, caro amico, come gli anni si stiano alla fine prendendo gioco di me. Sono sempre stato un inveterato razionalista. Ho rifuggito e deriso ogni idea, teoria e corrente di pensiero che proponesse anche il più blando ragionamento metafisico. Insultato e compatito quanti si radunano nelle chiese per ricevere un'improbabile salvazione. Scritto articoli al vetriolo contro i medium, gli spiritisti e chiunque tentasse di spiegare i grandi misteri della vita. E ora sono qui a crogiolarmi nel desiderio che davvero uno spirito vaghi in questa vecchia dimora per alleviare il tedio di questa fase della mia esistenza. So quanto tu sia ghiotto di tali faccende, caro Bill, quindi sono sicuro di farti cosa gradita parlandotene. A dire il vero, io non ho udito né visto nulla, non ho sentito gelide carezze o scorto ombre immateriali al limitare del campo visivo, come accade nei romanzi gotici. È stato Abe a percepirlo, e come poteva essere diverso da così? Buon vecchio Abe, con la sua faccia di cacao e le mani corazzate di calli, sempre così devoto, sempre fiducioso in ciò che non si vede e non si tocca, come un bambino. Mi trovavo in giardino con Jim a narrargli qualche mia vecchia e patetica storia di quando mi dilettavo di pugilato, fingendo di essere ancora l'uomo di quella storia, proprio come Jim fingeva di non averla già udita 100 volte, quando Abe si è materializzato tra le fronde, assumendo quell'aria di rigida irrequietezza di quando vuole comunicarmi qualcosa in privato. Buffo. Jim ha ormai 21 anni, ma per Abe è ancora un ragazzino da preservare da certi argomenti. Jim si rese conto dell'urgenza del domestico e che egli non avrebbe aperto bocca fintanto che lui fosse rimasto, così ci lasciò soli. Feci accomodare Abe sulla sedia lasciata vuota da mio figlio. Sul tavolino c'era una bottiglia di rum isolano, roba da pirati, e se non gliene offrii un po' fu solo perché Abe è rigorosamente astemio, come sai pure tu. Pertanto, quando mi chiese di poterne bere un goccio con la voce di chi non crede alle sue stesse parole, quasi mi venne un colpo. Gli domandai se stesse bene perché non aveva l'aria molto sana. Quando ebbe tra le mani il bicchiere, lo vuotò e contorse il viso nella tipica smorfia di chi non è abituato a sorseggiare alcolici. C'era una grande agitazione nel suo tono quando decise di mettermi a parte di quanto lo tormentava. La sera precedente avevamo ospiti a cena, un bibliotecario e consorte, quindi andammo tutti a dormire più tardi del consueto. Inoltre Abe e sua moglie si attardarono ulteriormente. Prima di coricarsi sono soliti leggere qualche passo della Bibbia. Per fartela breve, mi spiegò che avevano appena spento la luce, già prossimi al sonno, quando un rumore li aveva risvegliati, un suono di passi che arrivava proprio da sopra le loro teste. Quindi, stando alla planimetria dalla biblioteca che dà a ovest, proseguì dicendo che gli era subito apparsa come una camminata strana, diversa dalla mia o da quella di Jim, e quando gli chiesi di spiegarsi meglio, replicò affermando che parevano passi curiosamente pesanti e trascinati, come di un uomo indebolito che procede con lentezza.
Ammisi, ma senza provare timore, che in effetti né io né mio figlio camminavamo così. Peraltro, all'ora del fatto, io mi trovavo di certo in camera mia a dormire e sicuramente Jim stava facendo altrettanto nella stanza a fianco. Abbiamo entrambi un sonno pesante. So qual è il primo pensiero che ti attraverserà la mente leggendo queste righe, Bill, ma tieni conto che Abe ha quasi raggiunto le 70 primavere. In gioventù, non dubito, si sarebbe gettato giù dal letto per correre di sopra e in tal caso avrei pregato per l'anima dell'intruso, perché sai meglio di me quanto forte sia stato Abe da ragazzo. Ma adesso di quella forza non resta che un'ombra vaga e tremula. Non che non avesse l'intenzione di andare a vedere, malgrado la paura, ma Josephine lo trattenne e gli restò avvinghiata praticamente fino al mattino, mi spiegò con tono di colpevole imbarazzo. Potresti ribattere che se davvero ci fosse stato un ladro o un malintenzionato, avrebbe avuto campo libero. Avresti ragione, ma io sono un tipo pratico e alla luce dei fatti nessuno penetrò in casa nostra la scorsa notte. Perché darsi pena per una disgrazia mai accaduta? Abe mi disse che prima di colazione controllò porte e finestre con la moglie, trovandole tutte chiuse e integre come le avevano lasciate. Nessuna fila di impronte o tappeto scostato testimoniava il passaggio di un estraneo. Ogni oggetto era presente all'appello. Questo fu solo motivo di ulteriore ansia per i domestici. Sai bene che, come tutti i neri, sono superstiziosi. Non per niente è la loro religione, mischiata con le nostre assurde credenze cristiane, ad aver originato il voodoo di Haiti. Quando poi gli assicurai che non mi ero mosso dal mio comodo letto e che dubitavo seriamente che Jim si fosse messo a girovagare in biblioteca a quell'ora antelucana, alimentai ancor più l'agitazione del povero Abe, in parte confermando i suoi timori riguardo ad una presenza inquieta a Ralex House. Con calma, senza arrabbiarmi o diventare sarcastico, come sarebbe stato mio costume se mi fossi trovato con un uomo diverso da Abe, tentai di rasserenarlo, ponendo l'accento sul fatto che ancora non conoscevamo la dimora e dovevamo abituarci ai suoni che essa provocava. Con gran serietà Abe scosse lentamente l'ampio faccione rugoso, in segno di solenne diniego. Non aveva udito scricchiolii di assi o gemiti di mobili, spiegò, ma una serie di passi che andavano e venivano, troppo chiari per essere confusi. Detto ciò, mi domandò il permesso di poter officiare una benedizione alla dimora, richiesta che in altre circostanze avrei rifiutato, ma che mi sentii di concedere in via eccezionale. Abe mi sembrava seriamente preoccupato, per non dire spaventato, e se cantare qualche inno sacro poteva servire a riportare l'armonia, almeno quella sua e di Josephine, sarebbe stato davvero egoista da parte mia negarlo. Più tardi, mentre facevo una passeggiata sulla spiaggia con Jim, affrontai l'argomento in modo lieve, chiedendo se per qualche ragione la notte prima si fosse alzato per recarsi in biblioteca, magari per sedare un attacco di insonnia con uno dei romanzi di Arthur Conan Doyle che lo affascinano tanto. Come mi attendevo, anche se una parte di me quasi desiderava una diversa risposta, replicò che ovviamente a quell'ora dormiva già. Quindi, mio carissimo Bill, come vedi, niente spettri a Ralex House. Del resto, con il suo incolto giardino tropicale, i pappagalli che si nutrono alle mangiatoie che Josephine ha sparso per il giardino e il turchese dell'Atlantico che accarezza l'argento della spiaggia, la dimora non ha proprio le physique du rôle per interpretare la casa stregata, non ti pare? Tuttavia, non nego che un po' mi spiace. Chissà che scontro poteva nascere tra un incallito scettico come me e un vagabondo dell'aldilà. 16 marzo. Carissimo Bill, confido che un meteoropatico tuo pari impazzirebbe in pochi giorni se dovesse soggiornare in questa zona del mondo dove il sole e la pioggia si alternano in una successione così repentina che di tanto in tanto coesistono. In questo esatto momento, mentre scrivo queste righe, un vento umido scompiglia la piccola foresta che circonda Ralex House.
I tuoni somigliano al tumulto di una folla che assiste ad un incontro di box, mentre i fulmini rilucono sulla spuma dell'onda. Eppure il cielo è azzurro come l'uovo di un pettirosso, con il sole che trasforma l'acquazzone in una pioggia di diamanti. Nella tua ultima, che ho appena terminato di leggere e tengo qui sotto un bicchiere di rum affinché il vento non la porti via, se tu e il dottor Bright pensavate che avrei rinunciato a questa bevanda, vi sbagliavate. Hai espresso curiosità riguardo allo strano fatto di Abe. Ne ero sicuro. Tu, contrariamente a me, hai sempre avuto un debole per le ululanti manifestazioni dell'oltretomba, vecchio mio. Ho affittato una barca, uno dei piccoli lussi che i proventi dei miei libri mi concedono. Ho sempre amato il mare, come sai, ma principalmente l'ho fatto per Jim. Qui purtroppo non ci sono molti giovani della sua età. Temevo si annoiasse a stare chiuso in quella casa con la sola compagnia di 3 pigre cariatidi. Quindi ho pensato che una barca fosse lo svago giusto, e in effetti lo è. Abbiamo trascorso ore felici a pescare ancorati non troppo distanti dalla costa. Se tu avessi figli, capiresti la struggente gioia che mi sommerge il cuore quando resto ad osservarlo mentre nuota o mentre duella con qualche grosso pesce appeso in fondo alla lenza. Sua madre sarebbe fiera di lui se potesse vederlo. A ogni modo, per un po' il clima ci ha permesso addirittura di dormire alla fonda, cullati dal dolce ritmo del mare. Non c'erano spettri o altri emissari della morte laggiù. Purtroppo, 3 giorni fa il tempo volse al peggio, obbligandoci a tornare indietro. La cosa non ci rattristò più di tanto, dal momento che entrambi avevamo fatto il pieno di felicità e il clima in casa era sereno, come sempre, soprattutto perché pure Abe e Josephine apparivano di buon umore, soddisfatti che le preghiere avessero ammansito la presunta entità. Ora però sembra che sia tornata, almeno così mi ha detto Abe poco fa. Tu mi conosci, Bill, sai quanto poco sia paziente con materie di questa specie, però mi sono trattenuto dall'essere brusco o insofferente nei confronti del domestico. Abe e Josephine sono la mia famiglia. Si sono presi cura di Margaret prima che morisse, mi hanno aiutato a superare il lutto. Jim è cresciuto sulle ginocchia dell'uno e dell'altra più che sulle mie, quindi capirai in che delicata posizione mi sia venuto a trovare. Da un lato fremo dalla voglia di ridere sul loro timore, dicendo che nessuno spettro marcia per la casa, ma dall'altro non posso schernire le loro paure. Perché di paura si tratta, caro Bill. Non di meno, per quanto credenti, Abe e Josephine non sono certo teste vuote. Non dubito del fatto che abbiano davvero sentito qualcosa, solo non credo che quel qualcosa sia sovrannaturale. Tutto qui. Come nel caso precedente, nessuno dei due osò uscire dalla stanza per verificare l'origine di quei rumori, di quegli strani passi dalla cadenza tanto sinistra. Cercando di usare un tono di voce più conciliante possibile, dissi che pur di mostrargli che casa nostra era perfettamente sicura, non il viavai di anime inquiete che essi pensavano, ero disposto a trascorrere la notte insieme a Abe, mentre Josephine poteva riposare in camera mia. Così, se si fossero ripresentati rumori sospetti, avrei controllato di persona. Noto solo adesso che la luminosità del pomeriggio è stata oscurata da foschi nuvoloni grigi che tramutano l'oceano in una rabbiosa distesa di piombo. Le folgori creano alberi di luce da un capo all'altro dell'orizzonte, un suggestivo spettacolo che molto si addice a tenebrose storie di spettri. Sorrido nello scriverti queste righe. Sto assecondando le ansie di 2 vecchi neri superstiziosi. Posso solo immaginare le tue risate, amico mio. Credo che rientrerò. Il vento si sta facendo più fresco e ho solo i miei indumenti da naufrago indosso. Concludo dicendo che pur di calmare gli animi sono persino disposto a dividere il letto con Abe, senza tuttavia nasconderti una mia certa eccitazione nell'imbarcarmi in una improbabile caccia allo spirito, sebbene sia persuaso che la spiegazione, sempre che la si trovi,
sarà così banale e deludente da indurre il povero Abe al più cupo imbarazzo e me alle più genuine risate. 19 marzo. Carissimo Bill, ho questo foglio di fronte da quasi mezz'ora e non trovo le parole per scriverti di quanto è accaduto qui la notte del 16 marzo. Oltre la finestra del mio studio cade una pioggia fitta, mentre i fulmini trasformano il mio piccolo paradiso in un ribollente inferno. Bill, con te non posso esimermi dall'essere sincero. Sono preoccupato per Jim. Sai che il mio carattere mi porta sempre a minimizzare guai e malanni, ma solo se questi riguardano me. Non sei stato l'unico ad accusarmi di corteggiare la morte con la mia vita spericolata e le mie abitudini lesive. Ma Jim è il mio tallone d'Achille. Non importa se è un ragazzone più alto, più forte e più robusto di quanto fossi io all'età sua. Non importa se è sveglio e capace. Mi ero illuso di riuscire a vederlo come uomo, ma per me resterà sempre un ragazzino. Mi rendo conto che il mio incipit potrebbe spaventarti e indurti a pensare che sia accaduta qualche disgrazia. Perdonami, Bill. La verità è che non so cosa pensare. Jim non sta molto bene e forse da parte mia è sciocco pensare che sia qualcosa di grave, qualcosa che abbia a vedere con i fatti del 16 marzo. Con tutta probabilità non c'entrano niente. Mi sono lasciato contagiare dalle paranoie di Abe e Josephine. Ti avevo annunciato nell'ultima lettera che per tranquillizzare Abe avrei cercato di venire a capo della questione dei misteriosi passi che nottetempo, a suo dire, si odono nella biblioteca. Quindi, vincendo l'istintivo fastidio di coricarmi a fianco a un uomo e tollerando le preghiere borbottate da Abe, feci buon viso a cattivo gioco. La compagnia del domestico era essenziale. Non sarei mai riuscito a resistere al sonno e una volta addormentato ci sarebbe voluto ben altro che furtivi passi di fantasma per destarmi. Avevo anche valutato l'idea di attendere il presunto intruso direttamente in biblioteca, ma preferivo sbarrargli l'unica via di fuga. Erano ragionamenti del tutto oziosi e tale era pure il motivo che mi spinse a munirmi della pistola, oggetto dalla funzione più talismanica che pratica, dal momento che, primo, ero sicuro che nessun misterioso individuo si divertisse a girovagare di notte in casa mia e, secondo, se davvero si trattava di uno spirito, che danni avrei potuto arrecargli con un proiettile. Come appoggiai la testa sul guanciale, mi assopii e avrei tirato avanti a dormire saporitamente fino a mattina inoltrata se Abe non mi avesse ridestato con uno scossone. Ero così confuso che all'inizio non ricordai per quale ragione mi trovassi a dividere il letto con lui, ma i rumori che filtravano dal soffitto della camera mi riportarono tutto alla mente. Ebbene, fu la prima scioccante rivelazione. Erano passi, inequivocabilmente. Lo ammetto, Bill, tutto mi sarei aspettato fuorché quello. Non era un suono ambiguo, ma il chiaro rumore di qualcuno che procedeva attraverso la biblioteca. Sulle prime lo stupore fu persino più intenso della paura. Puoi ben immaginare che la mia testa si affollò di domande. Perché mai qualcuno dovrebbe scivolare dentro una casa più e più volte solo per passeggiare senza portar via uno spillo? E come aveva fatto a entrare evitando di scassinare porte o rompere finestre? Rigettai la facile risposta del fantasma, poiché ero certo che non si trattasse di un corpo immateriale, quello che camminava sopra le nostre teste. Quindi mi armai e, seguito da Abe, risalì fino al piano superiore. Pareva che gli elementi dell'ambiente si fossero coalizzati contro di noi per impaurirci. Il buio intasava il corridoio, appena intaccato dai barbagli di luce dei lampi che sfuggivano dalle finestre, mentre l'iroso frusciare delle fronde mosse dal vento, il trambusto della pioggia sul tetto e il mugghiare del mare si erano fusi in un sottofondo che accompagnava la nostra cauta avanzata. Il parquet è piuttosto vecchio, pur procedendo a piedi nudi, il nostro peso lo faceva gemere, rischiando di rivelarci all'estraneo. Dopo quella che mi parve un'eternità, fummo davanti all'ingresso della biblioteca, trovando la porta aperta.
Dal buio udivo la presenza di qualcuno, il suo strano respirare, il quieto suono di mani che tastavano la parete foderata di legno. Sgusciai all'interno, la pistola sollevata, mentre con l'altra mano annaspavo alla ricerca dell'interruttore. Fossi credente, ringrazierei il Signore per non avermi indotto subito a sparare non appena la luce si accese, perché si trattava di Jim, di mio figlio. Mi trema la mano al solo ricordarlo, Bill. Immagina cosa sarebbe successo se... non ci voglio pensare. A ogni modo, la sorpresa fu tale da paralizzarmi. Jim era premuto ad una porzione di parete tra due imponenti librerie, proprio accanto alla nicchia dove stava il busto marmoreo di un personaggio a me ignoto, dai tratti arabi. Lo chiamai avvicinandomi, ma lui non se ne accorse neppure, restando in quella posizione bizzarra, la testa appoggiata ai pannelli di legno come chi cercasse di ascoltare una conversazione oltre la parete. Le sue grosse mani erano premute sul muro e tutto il suo corpo pareva contratto in tensione spasmodica. Indossava solo le mutande, quindi potevo ben vedergli i muscoli tesi e le perle di sudore che gli spurgavano dal corpo, tra i peli rizzati. Ciò che mi spaventò al punto da mettergli le mani sulle spalle fu incontrare i suoi occhi. Da sotto le palpebre a mezz'asta fremevano come se volessero ruotargli nelle orbite. Tentai di staccarlo dal muro, ma sembrava aderirvi al pari di un magnete a un pezzo di ferro. Avvertii quasi l'energia che lo teneva unito alla parete. Preso dal panico, urlai a gran voce il suo nome e quando neanche questo sortì alcun effetto, mi vidi obbligato a schiaffeggiarlo con forza. Jim si riebbe di soprassalto, guardandosi attorno con il fare di chi si è appena addestato da un sonno profondo, quasi cadendomi ai piedi. Lo riaccompagnammo nella sua stanza e, nonostante le sue proteste, trascorsi il resto della notte a vegliarlo, troppo agitato per chiudere occhio. Tu forse crederai che sia stato esagerato e che quello fosse un comune caso di sonnambulismo, malgrado Jim non sia mai stato vittima di sintomi del genere, neanche in tenera età. Ma Bill, se tu avessi visto i suoi occhi, il terribile vuoto che recava la sua espressione, come se gli avessero cancellato via ogni traccia della personalità, saresti ansioso quanto lo sono io. Non ricordo una sola volta in vita mia in cui sperimentai un simile terrore. E quel che è peggio è il sentore irrazionale ma vivido che questo sia stato solo l'inizio, considerato che da 3 giorni non si sente bene. Jim è forte, ma credo che il viaggio e il cambio di clima stiano chiedendo il loro prezzo. Del resto mostra solo spossatezza, un po' di inappetenza e il suo colorito è pallido. Sono certo che tra un paio di giorni tornerà a farsi lunghe nuotate e mangerà come un pescecane. Spero di non averti eccessivamente impensierito con questa mia. In tal caso ti chiedo scusa, caro Bill. Scrivi presto. 22 marzo. Carissimo Bill, ricordi il giorno in cui mi facesti notare come l'atteggiamento sprezzante che spesso tengo nei confronti dei medici fosse un sintomo della mia paura di loro? Ricordo che me la presi parecchio per quelle parole, ma ti confesso che avevi visto giusto. Mi spaventa l'idea che qualcuno possa darmi cattive notizie sulla mia salute, ma purtroppo temo che se Jim non migliora dovrò chiamare un dottore, per quanto ciò mi riempia di sgomento. Si sforza di mangiare e di accompagnarmi nelle mie passeggiate per non farmi preoccupare troppo, ma vedo bene quanto sia debole. Certe volte ha lo sguardo perso, gli occhi opachi come quelli di un animale impagliato. Dio, quando ha quello sguardo, mi si piegano le gambe dal terrore. Credo non dorma bene. Lui ovviamente cerca di minimizzare, ma ho intuito che è tormentato da brutti sogni. Ieri notte ha avuto un'altra crisi di sonnambulismo, ma lo abbiamo intercettato prima che entrasse in biblioteca, proprio come l'altra volta quando si ridestò, non sapeva dove si trovasse, e lo stato di smarrimento fu tale che scoppiò persino a piangere. A piangere, Bill, un pezzo di ragazzo come lui che piange al pari di un bambino dopo un incubo. Quasi piansi pure io al vederlo così.
Eppure non ha la febbre e non tossisce. Si sente solo stanco. Talvolta fatica a tenere gli occhi aperti o ha i muscoli scossi da brividi improvvisi. Davvero, non riesco a capire cosa gli stia capitando. Non so neanche decidere se il sonnambulismo è la causa o solo uno dei sintomi di questo suo male. Abe e Josephine, come immaginerai, hanno già trovato un colpevole per le sue condizioni, ovvero gli influssi della casa. Trascorrono tutto il giorno avanti e indietro a borbottare i loro voodoo, appestando l'aria con incensi e altre diavolerie che fanno una puzza insopportabile. Vorrei dirgli di smetterla, che questo non aiuterà Jim a stare meglio, ma poi non ci riesco. È solo il loro modo di affrontare la paura, esattamente come il mio è scrivere a te, caro Jim, sperando di non appesantirti troppo con i miei problemi. Penso che domani contatterò il dottore. 25 marzo. Carissimo Bill, Abe e Josephine hanno fatto una scoperta incredibile. Anzi, farei meglio a dire inquietante, data la sua natura. Forse ho commesso un grave errore di giudizio nel liquidare i loro timori come paure irrazionali, ma devo procedere con ordine o non capirai niente. Io stesso, lo ammetto, sento una gran confusione dentro di me, quasi non riuscissi più a riconoscere il mondo in cui mi trovo e del quale ho sempre ritenuto di conoscere le regole. Il dottor Johnson, il medico che chiamai per visitare Jim, non si è rivelato utile e ti prego di non pensare che sia la mia solita avversione per la medicina, perché non si tratta di questo. Ti dirò anzi che Johnson mi fece un'ottima impressione, tanto dal punto di vista umano che professionale. Volli essere presente durante la visita e devo riconoscere che non trascurò niente. Da un esame così scrupoloso sarebbe di certo venuto fuori qualcosa se ci fosse stata. Invece, alla fine, il dottore era più sconcertato di noi. Disse che il problema di Jim sembrava di natura neurologica, un repentino quanto misterioso rallentamento delle reazioni, unito ad uno stato di progressiva ed estrema debolezza, anch'essa originata da cause ignote. Sottopose Jim ad ogni genere di sollecitazione ed io stesso constatai quanto lentamente il suo corpo reagisse. Le sue pupille si contraevano con pigrizia alle fonti luminose. Faticava a stare in equilibrio su una gamba sola e quando il medico arrivò a punzecchiarlo sotto al piede con la sua stilografica, contrasse appena le dita, il che mi lasciò di stucco. Jim soffre terribilmente il solletico e una simile azione in normali circostanze avrebbe avuto il potere di farlo schizzare fino al soffitto. Invece quasi non se ne accorse. Ciò che maggiormente sorprese il medico fu l'assoluta mancanza di qualunque fattore scatenante, dal momento che il sonnambulismo non crea alcun problema, semmai fa parte dei sintomi. Volle sapere se Jim avesse battuto la testa nei giorni precedenti, se si fosse ferito con qualcosa trovato in spiaggia o se avesse mangiato qualche pesce o frutto di mare senza sapere se fosse o meno commestibile, domande alle quali fu risposto sempre di no. Chiese pure se prima o durante le sue passeggiate notturne in biblioteca provasse qualche sensazione particolare. Jim, con l'espressione di chi prova a rievocare ricordi sbiaditi e lontani, riferì che gli pareva di sperimentare un gran senso di leggerezza e vuoto interiore, unito al sentore vago di non essere solo, la presenza di qualcuno che lo guidasse dolcemente, ma con decisione, senza che lui potesse opporre resistenza. Tuttavia, non aveva la minima idea del perché si dirigesse proprio in biblioteca e una volta raggiunta quella camera, la sua mente sembrava spegnersi. Prima di congedarsi, il dottor Johnson prescrisse una cura ricostituente, invitandoci a chiamarlo a qualunque ora nel caso di peggioramenti. E ora veniamo alla parte ancor più sinistra. Come forse non ti ho mai accennato in nessuna delle precedenti lettere, la casa non era ammobiliata quando la comprai, eccezion fatta per qualche mobile e carabattola che furono trasferiti in soffitta prima del nostro arrivo. Ebbene, Abe e Josephine, che come sai avevano da me ricevuto il permesso di praticare le loro benedizioni,
decisi a non lasciare impuro neanche un angolo di Relics House, si recarono persino in soffitta per incensarne l'aria. Qualche minuto più tardi, recando in volto un'espressione che mi fece sollevare di scatto dalla sedia, Abe venne da me per parlarmi. «Bill, tu conosci il vecchio Abe bene quanto me. Sai che sono poche le cose in grado di turbarlo. E credimi, quando scrivo che non gli ho mai visto una simile paura brillare nello sguardo. Era turbato al punto da faticare a parlare, gli tremavano le mani e il suo bel colorito scuro era virato al cenere. Credevo che gli potesse venire un colpo lì dove si trovava». A ogni modo mi guidò in soffitta, alla quale si accede tramite una fatiscente scala a chiocciola che immette in una botola sul soffitto del secondo piano. Si tratta di un luogo che, se opportunamente risistemato, potrebbe tranquillamente fornire una o due stanze abitabili, ma che al momento versa in uno stato di deplorevole abbandono e sporcizia, accogliente solo per i ragni e i pipistrelli. La luce filtrava dalle finestrelle sudice, riversando una penombra giallastra e untuosa sulle assi e sull'ammasso di mobilio vario e antiquato addossato alla parete di fondo. Come mi avvicinai, le mie narici furono sfiorate da un odore che si fece strada sotto quello della polvere e dell'umidità, un sentore pungente, sebbene ammorbidito dal tempo, che identificai come quello dell'acqua ragia. Proveniva da un grosso baule dal coperchio sollevato, simile a un'ostrica gigante. Quando vi gettai dentro lo sguardo, individuai solo la miscellanea di cianfrusaglie tipiche di un pittore, vecchi strofinacci chiazzati che il tempo aveva indurito, vari pennelli incrostati di pittura, tavolozze, barattoli di latta, tubetti appiattiti di colore. Niente che giustificasse lo stato pietoso di Abe, in sostanza. Tuttavia, lì accanto stava un secondo baule ancor più voluminoso del primo, un oggetto antico che mi riportò alla mente i forzieri delle storie di pirati. Abe lo fissava con l'allarmato sospetto di chi si aspettasse di vedervi emergere un cobra, e tale sentimento in parte mi contagiò, al punto che mi avvicinai con circospezione. «Bill, non so come buttar giù le parole che ho in mente. Sai che non sono uomo da impressionarmi, ma quel che vidi sul fondo di quella specie di forziere va oltre ogni mia comprensione. Di più, ebbe il potere di turbarmi, facendo breccia nella corazza del mio pragmatismo. In buona sostanza, se mi avessero detto che quella roba fosse appartenuta alla strega di una favola, ci avrei creduto. C'erano altri attrezzi e strumenti per la pittura, misti a quaderni per gli schizzi, qualche piccola tela incompleta, ma tutto il resto a malapena riuscì a identificarlo. Barattoli pieni di orrori che galleggiavano in liquidi densi, forse formaldeide, bambole di legno, di stoffa e di osso, dalle sembianze orribili e animalesche, come i feticci di qualche diabolica tribù primitiva. Disegni che, a volte solo in bozze e a volte spaventosamente dettagliati, mostravano cose che non so neanche da dove cominciare a descrivere, al di là di quello che la fantasia umana, sia pure quella di un uomo perverso, potrebbe concepire. Sfogliai quei quaderni con la punta delle dita, tenendoli il più possibile lontano dalla mia persona, quasi temendo potessero infettarmi o assalirmi, e non vidi niente che rappresentasse qualcosa di piacevole alla vista. Quale persona sarebbe capace di un'arte a tal punto rivoltante? Chi potrebbe riversare su carta e su tela quegli aborti deformi, quelle anatomie che non sembravano aderire a nulla che si possa trovare nel nostro mondo o anche solo nel nostro universo? Oltre a questo, abbiamo reperito una mezza dozzina di libri dall'aria antica con consumate copertine di cuoio vecchio e screpolato. Erano tutti scritti in latino, quindi non posso conoscerne il contenuto, ma le illustrazioni si sono rivelate mostruose quanto e più dei disegni di cui ti ho appena parlato. Non occorre essere un erudito per sapere che quei tomi trattano di magia. Ti rendi conto, Bill? Ho sempre scherzato su simili materie, ma adesso comprendo che l'ho fatto soltanto perché prima d'ora non ero mai stato messo di fronte a cose simili, capaci di spegnere ogni ironia e ogni sorriso.
percepivo, o meglio, una parte ancestrale di me ne era capace, una terribile energia pulsare da quegli oggetti che con l'aiuto di Abe ho radunato in spiaggia, cosparso di cherosene e dato alle fiamme, sperando che tutto ciò possa riportare la pace nella nostra sfortunata dimora. 28 marzo. Carissimo Bill, mi sembra di vivere un incubo. Le fondamenta della mia sanità mentale si stanno sgretolando ad ogni ondata dell'oscura marea che mi sta sommergendo. Jim non migliora, anzi le sue condizioni fisiche e temo anche mentali stanno subendo un deterioramento rapido e apparentemente inarrestabile. Josephine, giusto stamani, ha scoperto che sotto la finestra della camera di mio figlio ci sono i resti di tutti i pasti che gli aveva servito. In parole povere, ha digiunato da parecchio tempo, gettando via ogni pietanza. Quando gli domandai cosa l'avesse indotto a un simile comportamento, radunò le sue poche forze per urlarmi contro ogni tipo di oscenità, frasi irripetibili, senza dubbio frutto della malattia che lo affligge, ma che lacerarono comunque la mia anima. Un padre non dovrebbe mai vedere il proprio figlio in simili condizioni. Il solo pensiero che gli oggetti trovati in soffitta possano in qualche modo essere collegati al suo caso mi terrorizza, anche se ammetto che una parte di me, ancora stretta alla razionalità, si rifiuta di crederlo. Del resto Jim non ha mai messo piede in soffitta neanche da sonnambulo, e questo lo sappiamo per certo, dal momento che se così fosse stato avremmo visto le sue impronte sulla polvere di quel pavimento. Davvero, mio buon vecchio Bill, mi sembra di vivere una pazzia. 29 marzo. Carissimo Bill, ti scrivo, malgrado già ieri lo abbia fatto, per informarti di ulteriori sviluppi che purtroppo non fanno altro se non gettare nuove ombre e nuovo sgomento sul male che debilita mio figlio. Ho dovuto far violenza su me stesso, ammettere che questa storia è troppo innaturale perché sia risolvibile con un approccio medico. Jim peggiora di giorno in giorno, forse persino di ora in ora, e sento che a portarlo nel migliore degli ospedali anche adesso la situazione non accennerebbe a migliorare. Non è come se stesse morendo, ma come se fosse già morto e il suo corpo si stesse decomponendo. Giuro che non ci crederei se non lo vedessi coi miei occhi, eppure così la mia mente stenta a concepirlo. Stamani, quando il dottor Johnson venne a visitarlo, quel pover'uomo sbiancò in volto e si fece persino il segno della croce, senza osare avvicinarsi a quella cosa maleodorante e piena di ulcere che giace nel letto, gorgogliando volgarità mostruose. Non è mio figlio, Bill. Giuro sulla mia vita, quel mostro non è mio figlio. In preda alla disperazione sono uscito di casa, quasi folle, dirigendomi dall'unica persona che forse avrebbe potuto aiutarmi. Ti ho già parlato del bibliotecario, vero? Si chiama Gideon Shedrick e da queste parti è una specie di istituzione, un uomo che conosce tutti, nonché un grande appassionato della storia dell'isola, come ebbi modo di capire quando venne a cena da me, prima che la mia vita diventasse un incubo. Sulle prime non sapevo come approcciarmi, come si comincia una conversazione riguardo a un maleficio. Decisi che gli avrei parlato solo riguardo agli strani oggetti rinvenuti in soffitta, domandandogli se conoscesse per caso chi aveva abitato Relics House prima che l'acquistassi, ma le cose non andarono come avevo pianificato. Ero troppo sconvolto per riuscire a confezionare un comportamento normale e a dissimulare la tensione che mi divora da giorni, e Shedrick non è certo uno stupido. Mi fece accomodare nel suo studio ed ebbi come l'impressione di sgretolarmi lì, davanti a lui. A stento ricordo l'ultima volta in cui piansi vere lacrime, forse al funerale di Margaret, ma neppure in quelle circostanze ebbi un cosinetto sentore del dolore che mi si spremeva dagli occhi, mentre con frenesia attendevo il momento in cui Shedrick, credendomi ammattito, mi avrebbe accompagnato alla porta.
Invece mi credette, Bill. Mi fissò con 2 occhi seri, colmi di paura ma anche di comprensione, senza traccia di dubbio o scetticismo. Si alzò per estrarre un volume dalla libreria alle sue spalle, aprendolo e posandomelo di fronte dopo averlo sfogliato. Avevo davanti l'immagine di un uomo alto, magro e con qualcosa di diabolico nell'atteggiamento, o se non altro fu quello che colsi di primo acchito fissandolo. Era solo una foto, eppure mi restituì lo stesso sgradevole e istintivo malessere che avevo percepito in soffitta osservando tutti quei maligni artefatti e sacrileghi libri. Quel che avevo sulle ginocchia era un volume di storia dell'arte, aperto al capitolo che trattava di Adephelus Shade, nato a Salem, nel Massachusetts, nel 1854. Sulle prime non capivo che attinenza potesse avere costui con l'esiziale morbo che stava annientando Jim, fino a quando Shedrick, col tono di voce di chi sta raccontando un brutto sogno, iniziò a spiegarmi. Qui di seguito ti farò un sunto distillato dal resoconto di Shedrick e da quanto ho letto nel libro che mi ha prestato. Ti prego di prenderlo molto seriamente, Bill, dal momento che io stesso temo di percepire la ragione vacillare e mai nella vita avrei pensato di poter dar credito a simili questioni. Poco si conosce della vita di Adephelus Shade. La sua biografia prima degli anni che trascorse a Key West è molto lacunosa, infarcita di dicerie e pettegolezzi. Non si sa, per esempio, dove egli si sia formato dal punto di vista artistico, se abbia frequentato atelier o scuole, ma è possibile che sia stato un completo autodidatta. La poca documentazione che gli storici sono riusciti a radunare sul suo conto ci restituisce l'immagine di un perverso bohemien vagabondo, non tanto per scelta, ma per essere stato continuamente cacciato e rifiutato da ogni comunità a causa del suo atteggiamento e soprattutto della sua arte. Avendo avuto modo di vedere alcuni suoi schizzi e bozze, non mi riesce per nulla difficile credere che la gente provasse per Shade una così istintiva ripugnanza. Allo stesso tempo non posso negare che sia stato un artista dal talento incomparabile, la cui mano era capace di un realismo che farebbe invidia ai più grandi nomi della pittura, assolutamente geniale nel modo di gestire tinte, sfumature e le varie melodie visive. Se solo questa abilità fosse stata rivolta a soggetti meno spaventosi, di sicuro il suo nome non sarebbe stato sepolto nell'oblio o nel rifiuto. Come puoi immaginare, le sue tele suscitarono le emozioni più contrastanti. Molti galleristi rifiutarono di esporle, altri le comprarono a peso d'oro. La critica fu nettamente spaccata in 2 fazioni, quella di chi avrebbe voluto amputargli le mani affinché non potesse neanche più realizzare uno scarabocchio, e quella di coloro che erano pronti a chinarsi ai suoi piedi per apprenderne la diabolica arte. Attorno a lui germogliò una vera selva di leggende, tutte orribili. Molti sostengono che le sue opere fossero dipinte dal vivo, il che, considerando quel che Shade dipingeva, fa già accapponare la pelle. Altri pensavano avesse venduto l'anima al diavolo o a qualcosa di ancor più immondo e che adorasse strane divinità abissali, dalle quali era visitato durante il sonno e che gli conferivano l'ispirazione per i suoi dipinti. In effetti, uno dei suoi più celebri lavori, intitolato Il sognatore del profondo, raffigura una sorta di drago umanoide con la testa di piovra. C'è persino chi diffuse la voce secondo la quale Shade fosse un Cambion. Non conoscendo questo strano termine, ho dovuto cercarlo in uno dei libri di Shedrick. A quanto pare designa una creatura umana solo per metà, nata da una donna ingravidata dal seme di un incubus, ovvero un demone notturno. Non so quale di queste storie possa essere vera e mi spaventa solo accettare che anche una soltanto lo sia. A ogni modo, gli ultimi 10 anni della sua esistenza Shade li trascorse quasi tutti a Key West, proprio a Relics House. Non ti nascondo
che se avessi saputo in anticipo che fu abitata da un folle artista inciuciato con il demonio, probabilmente mi sarei ben guardato dall'acquistarla, almeno per non turbare la sensibilità di Abe e Josephine. A ogni modo, in questa stessa casa dove mi trovo ora, si dice che il pittore abbia realizzato la sua opera più oscura e famosa, un autoritratto senza titolo. Quando domandai a Shedrick se questo fosse un fatto storico o un'altra leggenda, egli si strinse nelle spalle. La verità sta nel mezzo, mi spiegò. Coloro che videro quel quadro furono pochissimi, anche se tutti ne restarono profondamente traumatizzati. Raffigurava un orrido cadavere decomposto, quasi che per ragioni incomprensibili Shade avesse voluto dipingere se stesso da morto, anziché da vivo. Le poche testimonianze affermavano che il dipinto era così realistico che ad alcuni parve di sentire un fetore di putredine traspirare dalla tela, persino di scorgere i corpi grassi delle larve brulicare pigramente nel molle strato di carne marcia che ricopriva le ossa. Verità? Leggenda? Chi può dirlo? Di quel dipinto si perse ogni traccia. Nessuno sa dove sia o se qualche spasimante dell'arte macabra l'abbia acquistato, serbandolo gelosamente. Non molto tempo dopo aver ultimato il proprio capolavoro, Shade, ormai quasi sessantenne, iniziò una vita dissoluta, piena di eccessi, quasi che ogni giorno fosse l'ultimo. Organizzava feste sacrileghe proprio in questa villa, orge e altre oscenità, alle quali partecipavano ricchi depravati da tutti gli Stati Uniti. Secondo alcuni, la mente del pittore era corrotta dalla pazzia e andava ripetendo che non gli importava più di mantenersi in salute dal momento che aveva trovato il modo di ingannare la morte. Perì nel giro di poco tempo, completamente folle, in un manicomio di Miami. Questo accadeva appena 2 anni fa. 31 marzo. Carissimo Bill, credo che dovrei prepararmi a vedere Jim morire. Sono qui con lui in questo momento, in questa stanza che ormai sembra una cripta, con il suo odore di cadavere che mi cola addosso, ma quasi non ci faccio caso ormai. Voglio stargli vicino, malgrado tutto. Tutta la ripugnanza, la paura e il disgusto che mi suscita la visione del suo povero corpo marcescente non vincono l'amore che un padre prova nei riguardi dell'unico figlio. Emette rantoli deboli, moribondi. Mi si accappona la pelle. Non abbiamo fatto altro che cambiare e lavare lenzuola perché continuano a impregnarsi degli umori maleodoranti che la sua pelle spurga. So che non serve a nulla, ma persevero nell'applicargli tintura di iodio nelle piaghe, avvolgendolo con bende e garze. Per la maggior parte del tempo è privo di sensi, in una sorta di coma di qualche grado superiore alla vera morte. Eppure sempre più di rado, oramai, le sue palpebre si schiudono debolmente, come ali di una farfalla in agonia, dandomi un'angosciosa visione di occhi vitrei, occhi di cadavere. Mio figlio è un cadavere vivente, Bill. Facendomi forza lo guardo, sostengo quello sguardo che mi osserva da chissà quali abissi e in fondo a esso scorgo il tremulo lumicino della sua coscienza, una fiammella che si aggrappa disperata al rimasuglio dello stoppino mentre consuma anche quel poco di combustibile che gli resta. Quello è davvero lui, non l'essere volgare e violento nel quale si era brevemente trasformato. Percepisco il mio Jim, mio figlio, in quel vibrante e fioco lucore che irradia dal fondo delle sue orbite. Non riesce a parlarmi, è troppo debole, ma può comunicare con me attraverso i suoi occhi. Cerco di fargli arrivare la mia forza, il mio amore, l'orgoglio che ho sempre provato per lui. Lo veglierò giorno e notte. Non mi separerò più dal suo fianco, a costo che il miasma che appesta l'aria contagi anche me,
riducendomi nelle medesime condizioni. In confidenza, forse sarebbe meglio così. La mia Colt attende paziente a fianco a me. L'ho caricata e forse la userò se avrò sentore che Jim stia soffrendo troppo. Probabilmente avrei già dovuto provvedere, ma sono debole. Non riesco a puntargliela contro. Non avrò paura, tuttavia, quando la rivolgerò contro me stesso. Se Jim muore, che significato potrà ancora avere la mia vita? 6 aprile. Carissimo Bill, solo ora trovo la forza e il coraggio necessari a scriverti questa lettera. Vomiterò su questi fogli tutto quel che è accaduto la notte del 1° aprile, senza pretendere che tu mi creda, con il solo desiderio di estirparne il veleno dal mio cuore e dalla mia anima. Jim sta bene, te lo anticipo in modo che tu non debba stare sulle spine. Sta bene, recupera le forze e per la prima volta in vita mia ringrazio Dio con cuore sincero. Non posso più dubitare della sua esistenza, non dopo aver visto in faccia la sua controparte. Nella precedente missiva ti scrissi che trascorrevo le mie giornate al capezzale di Jim, la rivoltella accanto a me, attendendo che spirasse per seguirlo a mia volta. Ma il fato agisce in maniera misteriosa e spesso terrificante. Sa il cielo se mi sarei volentieri risparmiato prove di questo tipo, ma se ciò ha condotto alla salvezza di Jim, sia del suo corpo che della sua mente, sarei disposto a rivivere quei tremendi attimi altre 1000 volte. Non so quando mi addormentai, ma so che a ridestarmi fu il boato del tuono, un suono così forte che i vetri della finestra tremarono nell'intelaiatura, mentre ombre cruciformi venivano proiettate sul letto vuoto dalla fredda luce del lampo. Sulle prime credetti di sognare. Jim era così debole che a malapena riusciva a respirare. Era del tutto impossibile che avesse radunato energie sufficienti ad alzarsi. A poco, il torpore liberò il mio corpo e la mia mente, facendomi comprendere che sì, ero da solo in quella stanza maleodorante, con davanti a me le coperte sfatte e inzaccherate. Di Jim restava solo la sagoma che il suo fluido organico aveva impresso sul materasso. Nella confusione del risveglio pensai che mio figlio si fosse semplicemente dissolto, ma tale folle idea, non poi così folle, considerando quanti strani avvenimenti avevamo vissuto, mi schiaffeggiò per solo pochi attimi, appena il tempo di alzarmi e accendere la luce. Fu così che vidi la scia di chiazze che dal letto sfilavano davanti alla poltrona dove il sonno mi aveva sconfitto, scivolando oltre la porta. Jim non si era alzato, ma era stato sollevato e portato via, realizzai. Ricevetti una sferzata di panico. Afferrai la Colt e mi catapultai in corridoio, inseguito dal ruggito dei tuoni che rumoreggiavano all'esterno e dallo scrosciare della pioggia sul tetto. Era davvero come trovarsi in un galeone nel bel mezzo della burrasca. Come descriverti la sensazione di puro terrore che mi stritolava la gola? Mi agitavo come una mosca nella presa del ragno, frastornato da continue frustate di paura, mentre rincorrevo quelle medaglie di liquame che costellavano il parquet, quasi fossi diventato il personaggio di una fiaba che segue una via di briciole di pane. Raggiunsi la biblioteca e nell'istante in cui allungai la mano verso l'interruttore, il cielo parve esplodere e il lampadario poté solo emettere uno sfarfallio agonizzante prima che l'oscurità tornasse a impregnare quella stanza. Trafelato, brancolai nel buio con la pistola puntata in avanti, scandagliando febbrilmente le tenebre rischiarate solo dalla luce che i lampi eruttavano dalle finestre. Chiamai il nome di mio figlio con foga disperata, le ombre che si prendevano gioco del mio terrore, la pioggia che sembrava produrre risate battendo sul vetro. Jim non c'era, anche se nell'aria avvertivo il pesante odore marcescente che si era lasciato dietro come una bruma untuosa
sospesa in aria. Ero avanzato di qualche metro quando una nuova saetta si ramificò nel cielo, spargendo il suo fulgore nella biblioteca, materializzando una figura pallida e grottesca al mio fianco. Girai su me stesso così teso che se avessi fatto fuoco avrei piantato un proiettile nell'ampia fronte del busto marmoreo tra le due librerie. Da tergo un secondo fulmine avvampò, tanto prolungato e lucente che potei non solo leggere l'iscrizione incisa sul piedistallo del busto Abd al-Azred, ma anche notare su di esso una traccia scura, come se qualcuno con le dita lerce di sostanza catramosa avesse afferrato quella testa di pietra. Rammenterai di certo anche tu, Bill, che durante i suoi primi episodi di sonnambulismo Jim si recava spesso in biblioteca, appoggiandosi alla parete proprio accanto a quel busto, quasi a voler origliare una conversazione dalla parte opposta. Mi scagliai su quella grottesca faccia di pietra, palpandola con entrambe le mani, sentendo che ogni istante era prezioso. Quel sadico ghigno marmoreo pareva sfidarmi a scoprire i suoi misteri, mentre mi affannavo su di lui, cercando, senza riuscirci, di spostarlo dal piedestallo al quale non era appoggiato, bensì incastonato. D'improvviso spinsi nella giusta direzione e l'oggetto ruotò in senso antiorario su un perno, producendo alcuni secchi clangori dall'interno del sostegno. Alzai la testa in tempo per vedere una porzione di parete scattare di qualche centimetro in avanti, rivelando un passaggio del quale non sospettavo l'esistenza. Ma non c'era tempo di stupirsene. Un'energia, chiaramente nefasta, era in atto e mi accarezzò la pelle con illecite carezze mentre agganciavo con le dita il bordo della porta occulta, spalancandola e gettandomi in quel breve corridoio foderato di legno e ragnatele, avanzando con il batticuore e con la paura che sforzava i miei poveri polmoni malfunzionanti. Non temevo per la mia sorte, ma per quella di Jim. Sopra ogni cosa era l'idea di essermi mosso troppo tardi per salvarlo, a strangolarmi fin quasi al soffocamento. Per qualche attimo arrancai nel buio totale, poi entrai in un repellente alone di luce perlacea. La chiamo luce perché non conosco una definizione adeguata per ciò che stagnava in quel luogo maledetto, ma luce non era. A essere onesto, anche se capisco possa non aver senso, quel bagliore era tutto il contrario della definizione corrente di luce, la sua negazione, qualcosa che si può forse comprendere a livello puramente istintivo, ma che non so riportare a parole. Vedevo tutto e ciò che si presentava al mio sguardo era spaventoso. Il breve corridoio sfociava in una stanza tondeggiante, dal basso soffitto a cupola, ricoperta interamente da vecchi pannelli di legno sui quali erano cresciuti simboli arcani. Sì, Bill, non è un errore, ho proprio scritto cresciuti, poiché non davano l'idea di essere stati intagliati o scolpiti. Era come se quelle scritte mostruose e incomprensibili, tracciate per mezzo di geroglifici osceni, fossero nate spontaneamente dai nodi delle tavole. Bisbigliavano, Bill. Sentivo la voce di quei simboli che frusciava, mormorava, sibilava attorno a me con voce di cadaveri, canti di spettri, litanie di cose per le quali non esiste definizione. Credo di essere stato molto vicino all'ammattire, persino al morire di schianto, e solo una seconda visione mi strappò da quel destino. Jim era di fronte a me e il suo corpo era sospeso in aria di 1 metro o più, ridotto quasi ad una carcassa, la pelle viscida e ricoperta di piaghe mostruose, quasi liquefatta attorno allo scheletro. Gli umori spurgati da essa scivolavano verso il soffitto, anziché gocciolare sul pavimento, raccogliendosi in un piccolo stagno sopra la sua testa.
Era in tensione, tutto un fremito convulso, con gli occhi che roteavano folli nelle orbite cadaveriche, i denti ticchettanti, avvolto in quella luminescenza mutevole e ultraterrena, un bozzolo che pareva la gibigiana del sole, riflessa dall'interno di una conchiglia. Sulla parete di fronte stava un quadro. Mi bastò un'occhiata per riconoscerne il soggetto. Quegli zigomi alti e sporgenti, i favoriti proiettati all'infuori come ali di un corvo, l'espressione ossessionata scolpita sul viso pallido. Era Adefilus Shade, il pittore che aveva dipinto l'abisso, nel suo autoritratto che molti credevano perduto o addirittura mai realizzato. Solo che non era più l'immagine di un cadavere, bensì un qualcosa sempre più vivo, sempre più forte. Persino nel mio sconvolgimento mi avvidi di come l'artefatto, secondo dopo secondo, si restaurava di fronte a me, di come le tinte risaltassero di gloria immonda, risanandosi. Che sia dannato se quella tela non si contraeva, quasi stesse respirando. Si nutriva di lui, capisci, Bill? Si stava nutrendo di Jim, di mio figlio. Lo mangiava, lo divorava vivo di fronte a me, assorbendo ogni stilla di forza vitale. Fui colto da un annichilente smarrimento che mi fece perdere preziosi istanti. Quando finalmente alzai la pistola verso quel ricettacolo del male, il volto impresso sulla tela ebbe un guizzo. Le sue palpebre batterono e nel riaprirsi scoprì che mi stava fissando. Sotto quegli occhi la bocca crudele si incurvò in un sorriso così affilato che percepii una sorta di dolore interiore. Poi qualcosa parve materializzarsi accanto a me. Reagii troppo lentamente, frastornato da orrore, paura e meraviglia, trovandomi steso al pavimento, senza capire come ci fossi finito. Cercai di combattere, ma ero stremato, quasi senza respiro, e il mio malessere crebbe nel capire che seduto sul mio petto, proprio come l'orrido gnomo del quadro di Fuseli, stava lo stesso Shade. Non so se fosse umano prima, ma di sicuro non lo era più adesso che aveva fatto ritorno dal regno dei morti. Quale orrore fu assistere alla sua mutazione, a ciò che gli scorreva sotto la pelle come enormi vermi eccitati, allo spalancarsi della sua bocca oltre l'inverosimile, e gettare lo sguardo in quel gozzo foderato di uncini, le rivoltanti balze bavose che scorrevano giù in un abisso urlante dove si rifletteva la stessa terribile non luce che avvolgeva e divorava mio figlio. Un'altra figura entrò in campo. Possa Dio benedire Abe mille e mille volte per il suo intervento un secondo prima dell'irreparabile. Balzò addosso alla creatura che mi teneva inchiodato al pavimento, colpendola con il suo bastone, urlando con quanto fiato aveva in gola il Padre Nostro. Non so se furono i colpi, la preghiera, entrambe le cose o forse la semplice sorpresa di quell'attacco improvviso. La sola mia certezza è che per un attimo la presa di quelle mani, anche se ormai erano più simili ad un ammasso deforme di tentacoli gelatinosi, si allentò, permettendomi di agire. Il mio primo sciocco impulso fu di rivolgergli contro la Colt, e quale errore avrei commesso se così avessi fatto. Ma intervenne qualcosa dentro di me, un istinto lucido che guidò le mie azioni, quasi fossi mosso da una volontà esterna, da un ordine che indirizzò il mio braccio altrove. Puntai la canna della rivoltella verso il quadro e vuotai il caricatore sulla tela. I proiettili schizzarono sotto il braccio sollevato di Jim, ancora fluttuante e in trance, trapassando il quadro non come se fosse un oggetto inanimato, ma quasi si trattasse di una creatura viva. La tela si lacerò al pari di carne, provocando flaccidi suoni di strappo, riversando ovunque archi di materia nerastra e puzzolente,
simile al sangue decomposto. Il volto nella cornice si contorse in smorfie di dolore e mutò, avvizzendo e marcendo rapidamente. Al contempo, Shade balzò via da sopra di me, strillando e stridendo in modo assordante, dibattendosi come una lucertola sulla piastra di una stufa accesa. In qualche modo, la sua vita era legata al dipinto, ma il loro connubio era venuto meno. Scivolai nell'incoscienza, precipitando nelle tenebre con il suono di quelle grida che riecheggiavano, spegnendosi. E ora sono qui, Bill, qui nel parco, con le piante che gettano un pizzo semovente di ombre su questo foglio e sul volto di Jim che dorme accanto a me sulla poltrona. È ancora pallido, molto debole, ma le piaghe gli si stanno richiudendo e in gran parte sono sparite, lasciando al loro posto solo cicatrici. Conserva pochi ricordi di quanto è accaduto, cosa della quale ringrazio il cielo una volta ancora, e spero che questi eventi non tornino mai più a turbarlo, neppure nei sogni. E se così non fosse, è forte abbastanza per combattere ogni cattiva memoria, il mio Jim. Del resto, credo che sia per tale ragione se quel demonio scelse lui, pur avendo a disposizione altre 3 persone. Jim, tra tutti, è il più giovane, il più sano, quello che maggiormente avrebbe rappresentato un degno banchetto per quel cannibale diabolico. Io non riceverò la grazia dell'amnesia e nemmeno il povero Abe. Noi non dimenticheremo, anche se le rimembranze non ci daranno a lungo il tormento. Sento che qualcosa si è rotto dentro di me, qualcosa di fragile che la visione di quell'inferno ha irrimediabilmente spezzato, anche se presumibilmente era solo questione di pochi mesi, prima che ciò avvenisse per cause più naturali. Ma sono felice lo stesso. Il mare luccica di un azzurro impossibile, l'aria mi accarezza, trasportando un miscuglio di fiori, di sale, e se la luce ha un aroma, pure di quello sono impregnate queste dolci raffiche. Ombre agili di gabbiani come angeli scivolano sulla sabbia oltre il giardino, sembrano ridere di gusto, un suono così contagioso che non posso fare a meno di unirmi a loro. Ti chiederai come si possa essere felici dopo un simile trascorso, vero, caro Bill? Come si può avere ancora la voglia o la forza di ridere dopo aver guardato in faccia, se non il diavolo stesso, almeno uno dei suoi sottoposti? Beh, se esiste un diavolo e l'inferno è il suo regno, allora ho la certezza che da qualche parte esista anche un paradiso, e credo di essermelo ampiamente guadagnato.